sistemi di raccolta che vengono prima citati. Noi li abbiamo sperimentati, ne abbiamo alcuni comuni nei quali su usare un servizio portaporo che in effetti i costi sono più alti, con un effetto in termini percentuale di raccolta interessanti in tempi più rapidi che non in altri, con però un ritorno alle produzioni che inizialmente si riducono, progressivamente si ha un ritorno verso le produzioni ante attivazione dei periodi del servizio portaporo. Quindi l'effetto nel tempo tende a stabilizzarsi e a riportare valori precedenti. Prevalentemente le aree bianche che vedete sono quelle nelle quali noi gestiamo attraverso il sistema gestione dei rifiuti SGR, il sistema SGR lo chiamiamo, che è costituito da contenitori dedicati alle diverse tipologie di rifiuti, tendendo al superamento da multimateriali. Cerchiamo di orientare il più possibile su monomateriali e puntiamo molto su stazioni, centri di raccolta rifiuti, centri di raccolta di base e di secondo livello. Quelli di secondo livello ne gestiamo 140, quindi un numero significativo, con il coinvolgimento di governi sociali e con un buon risultato dal punto di vista delle quantità contenute. Poi il terzo sistema è quello H8, che è stato diffuso a Rimini con buoni risultati, perché nei primi mesi ha abbondantemente superato il 60% della quantità. Abbiamo anche messo in piedi, attivato nel 2009 e abbiamo pubblicato nei giorni scorsi i dati relativi all'effettivo riciclato del rifiuto raccolto in modo differenziato, e questo ci sembra importante riuscire a certificare, perché spesso le aziende di raccolta vengono accusate di fare la raccolta ma poi di destinare tutto ciò che viene raccolto a smaltimento. Così non è, e così bisogna dare dimostrazione ai cittadini che ciò che viene fatto, lo sforzo fatto nella raccolta presso le abitazioni e nel conferire in modo differenziato porta effettivamente dei risultati. Il metodo che abbiamo messo a punto insieme alla Regione mutua un'esperienza analoga della Regione Piemonte, ritengo che vada diffuso a livello nazionale. Nel bilancio di sostenibilità che abbiamo presentato pubblicamente pochi giorni fa, vediamo un'evoluzione sui 142 comuni serviti in Emilia-Romagna, che vede la raccolta differenziata crescere dal 31,2% del 2006 al 47,8% nel 2010. Questo a fronte di un 30% della media italiana stimata nel 2009 e al 40,5% dell'Italia settentrionale. Oltre ad dopo aver dato uno spaccato sui servizi di raccolta, volevo anche dire come gestiamo e come governiamo il sistema della parte valle della raccolta. Nella parte valle, quella presidiata dalla società della quale sono appunto amministratore, la parte più connessa al servizio di raccolta e al mercato riguarda il mercato dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. Lo vediamo nella prima colonna a sinistra. In questo svolgiamo anche attività di raccolta e tendiamo al miglioramento della qualità del servizio, all'efficientamento delle filiere. Ecco, insisto spesso sulla necessità di prestare molta attenzione a questo settore, perché in questo settore la malavita organizzata, secondo il rapporto annuale di Legambiente sulle ecomafie, riesce a gestire 31 milioni di tonnellate di rifiuti fuori dai circuiti ordinari, con un fatturato di 7 miliardi e mezzo
considerate che il fatturato stimato sulla gestione impropria dei rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, uguaglia a quello della gestione dei servizi di raccolta e smaltimento, oltre che recupero dei rifiuti urbani di tutto il territorio nazionale. Questo per dimensione. Dal punto di vista dell'impatto ambientale è devastante una gestione non corretta dei rifiuti pericolosi in particolare. Per fare ulteriormente alcuni esempi di impianti di trattamento termico dei rifiuti in Italia, di rifiuti pericolosi in Italia, ne abbiamo 6. Noi abbiamo uno di questi, secondo per dimensione, è autorizzato a trattare 40.000 tonnellate all'anno. In Italia per il incenerimento di pericolosi si trattano meno di 200.000 tonnellate. Degli 11 milioni di tonnellate di pericolosi prodotti, almeno un terzo dovrebbe avere questa destinazione, sommariamente. Quindi c'è bisogno di una infrastrutturazione importante. ISPRA, il rapporto presentato poco più di un mese fa, evidenzia che nel 2008 all'estero sono stati smaltiti 2 milioni e mezzo di tonnellate di rifiuti, con un incremento del 23% rispetto all'anno precedente. Questo significa voler nascondere la testa sotto la sabbia e non voler gestire un problema. Si continua a non porsi il problema dell'impiantistica. È più facile dire che gli impianti non vengono fatti perché è più facile portare altrove, nella casa del vicino. Tra l'altro la destinazione dei nostri rifiuti per oltre il 50% è rappresentata dalla Germania, che non è propriamente un paese sottosviluppato, che marginalizza molto, essendo noi invece un paese con una finanza di pagamenti nettamente diversa in termini economici rispetto a quella tedesca, che viene ulteriormente aggravata da situazioni di questo genere. Noi abbiamo poi un'impiantistica che vediamo meglio nel seguito. Una delle attività principali svolte in questi anni è stata quella di sostituire un sistema impiantistico di termovalorizzazione che era stato costruito nella prima metà degli anni 70 e revampato nella seconda metà degli anni 80, spendendoci circa 460 milioni di euro. Questi impianti sono stati avviati tutti dal giugno 2004 al giugno 2010. Sono impianti che, salvo il primo, abbiamo progettato e realizzato all'interno. Abbiamo ottenuto performance dal punto di vista ambientale estremamente interessanti, e credo che varrà la pena anche fare approfondimenti specifici su questa tematica per dimostrare quanto sia ridotto il contributo di questa impiantistica all'inquinamento ambientale. Solo per dare un numero, secondo l'ISPRA nel 2008 in Italia sono state emesse dalle diverse fonti, sono state emesse 311 grammi di diossine e furani. Dei 311 grammi dai termovalorizzatori ne sono usciti 0,18. I termovalorizzatori sono nell'immaginario collettivo la causa. È più facile individuare un nemico e battagliare su questo. Toglie l'attenzione da altre cause vere che è scomodo rimettere in discussione. Abbiamo anche messo in piedi un sistema di telecontrollo di tutto il sistema impiantistico che ci consente di governare la produzione di questi impianti dal computer di ciascuno di noi, oltre che da una sala unica di telecontrollo. Dal mio computer in questo momento posso collegarmi alla rete nostra e sapere cosa sta succedendo. Abbiamo anche però investito molto altro in impianti di trattamento meccanico biologico
nella ristrutturazione degli 11 impianti di compostaggio di gestione aerobica che gestiamo. Abbiamo in gestione, in proprietà e gestione, 5 impianti di selezione e di recupero della frazioni secche dei rifiuti, e tutto questo abbiamo 13 discariche, 10 discariche per rifiuti non pericolosi, 3 discariche per rifiuti pericolosi, speciali, pericolosi e non pericolosi. Quindi abbiamo una dotazione impiantistica unica in Italia. Dopo esamineremo più in dettaglio. Sulla termovalorizzazione, anzi, nella parte in alto a sinistra purtroppo sono piccoli gli schermi, non si vede bene. Lo scorso anno noi abbiamo trattato 5.400.000 tonnellate di rifiuti, una quantità enorme, 1.800.000 tonnellate di rifiuti urbani, di questi quasi il 50% a smaltimento, il restante 50% in impianti di recupero nostri, prevalentemente nostri. Abbiamo smaltito 3.680.000 tonnellate di rifiuti speciali, metà dei quali prodotti dal nostro sistema industriale, fanghi di depurazione, soppali dai nostri impianti, percolati di discariche e così via, scorie e polverini da termovalorizzatori, eccetera. In questi anni abbiamo quasi raddoppiato la quantità di energia dal trattamento dei rifiuti, sia da termovalorizzazione che dalla captazione del gas di discariche che dalla digestione aerobica dei rifiuti in impianti d'aria. Dei 77 impianti gestiti dall'ambiente, 28 sono dedicati esclusivamente a trattare rifiuti urbani, rifiuti speciali. 33 sono invece dedicati a trattare in modo più misto rifiuti urbani e rifiuti speciali. Queste cose le dico perché concordo totalmente su quanto veniva detto prima dal commissario. Gli impianti devono avere dimensione discreta, non possono essere al servizio di un comune. Gli impianti piccoli sono pericolosi perché generano risorse sufficienti a consentirne il controllo. Gli impianti devono trattare non solo i rifiuti urbani ma anche i rifiuti speciali che vengono prodotti possibilmente in quel territorio. Questo significa anche fornire un servizio alle imprese. Cioè, le aziende che lavorano nel settore devono ricavare risorse